E di musica napoletana che parliamo ed è della nostra app che parliamo, RTC, targato Napoli Jukebox, che potete scaricare se siete Android. Adesso vi guido passo passo su come fare per scaricare la nostra applicazione. È gratuita, assolutamente gratuita, e se Antonio mi aiuta vi faccio vedere una serie di schermate. Eccola qua, questa è la prima. Nel momento in cui avete scaricato sul vostro smartphone la nostra applicazione RTC targato Napoli Jukebox, vi ritrovate questa schermata, la dovete aprire. L'applicazione vi permette di ascoltare la radio, di portarvi tutta la musica fatta a Napoli con voi, ma soprattutto, e siamo i primi in Italia, vi dà la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite. Ci sono due sezioni, c'è quella degli artisti, tutti gli artisti della musica napoletana, e poi c'è una sezione piena di belle canzoni napoletane. Se voi entrate per esempio nella sezione degli artisti, vedete che gli artisti sono tantissimi. In questo momento state vedendo una lista, e poi ci sono una serie di canzoni, e sono veramente tante. Per esempio Attimi di Luciano Caldore, Abbracciami di Andrea Sannino, che è una delle canzoni più richieste, Aguaglione Rocora di Ivan Granatino. Quando avete scelto la canzone che volete ascoltare, dovete cliccare su prenota. Nel momento in cui avete prenotato, sul vostro smartphone appare questa scritta: prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Si tratta di aspettare qualche minuto e poi la vostra canzone preferita è in onda. Detto questo, lo sapete che questi sono una serie di spot a favore della nostra applicazione, e io, insomma, con me ci sono un po' di testimonial. In questo caso la giovane musica napoletana, signori, Giacomo Gallo. Buonasera a tutti, buonasera. Sei in televisione. Sì, siamo in televisione. Allora, tu sei giovane e quindi, insomma, con lo smartphone dovresti essere molto più, dovresti essere pratico. Pratico, certo. Che fai con smartphone? Ecco, e a parte che poi ricordiamo... Siamo sui social? Ecco, no, ricordiamo che la funzione dello smartphone è quella di telefonare, di chiamare. Poi in realtà ci sono tante altre cose, quindi parli con la ragazza, poi... Siamo sui social. Stai sui social. E poi c'è RTC targato Napoli. Ecco. Perché con lo smartphone si senta a musica, quindi praticamente voi in una mano avete lo smartphone e nell'altra mano stasera tenete a Giacomo Gallo, e quindi parte della musica fatta a Napoli. Senti, io dico sempre che con la musica napoletana noi ci facciamo amore. Sì. Ti volevo chiedere con quale canzone d'amore, con quale canzone napoletana tu hai fatto amore, una canzone non tua, chiaramente, la canzone di un altro artista. Vabbè, c'è Alessio, come ho sempre detto. Alessio te ne proprio rindo cuore, ma dopo vi dico anche perché. Ecco, c'è una canzone in particolare di Alessio? C'è Viena. Quando mi parlano di te, ci sono tante canzoni sue. Hai fatto che hanno anche... fatto, diciamo, che hanno fatto parte di una mia relazione. Ah, reale? Sì, anche reale. Ah no, pensavo... E che succedeva? Che tu le dedicavi a lei, o la storia, o la canzone raccontava la tua storia? C'era anche, una canzone che raccontava la nostra storia. Posso sapere quale? Quale canzone? C'è Viena. Ah, Vieni, scusa. No, pensavo che tu mi avessi citata, ecco, molto bene. Lei lo sa? Lo sapeva? Lei lo sa? Molto è una storia vecchia, diciamo. Ecco, perché... con quale canzone vi siete mollati invece? Se c'è una canzone napoletana che ti ricorda... Vi siete mollati, Giacomo? Sì, vi siete mollati, già molto bene. No, è meglio, ecco. Allora, dico, te la ricordi la canzone dello smollamento? Non te la ricordi, no. Ecco. Però c'hai una canzone napoletana che ti ricorda un momento non felice? Perché anche questo vuol dire fare l'amore, insomma. Non felice? E ora mi sfugge... Non la tiene. No, per ora no, però se ci pensi... Non la tiene, però è importante questa cosa, perché insomma quando io dico che noi con le canzoni napoletane facciamo amore... C'è il lato positivo e il lato negativo. Capito? E sempre, perché noi ce le portiamo dietro in ogni momento della nostra vita, e anche i momenti più brutti attraverso le canzoni diventano
un'altra cosa, cioè diventano più digeribili. Volevo ricordarvi, a proposito della nostra applicazione, che tutte le canzoni che richiedete finiscono in automatico in una classifica. Se Antonio mi dà la schermata, vi faccio vedere una schermata tipo, uno screensaver tipo. È importante questa cosa, ecco qua. Tra l'altro questa classifica, mi ridai un attimo la schermata di prima, Antonio, ti ringrazio. Ecco, potete controllare la classifica, perché sull'applicazione, nel momento in cui la scaricate, se siete Android, avete la possibilità di controllare continuamente questa classifica, che chiaramente si aggiorna di giorno in giorno, di minuto in minuto. Ecco, questa è una classica classifica, ve l'ho fatta vedere un sacco di volte, in questo caso al sesto posto Cennenzi, al quinto Toni Colombo, al quarto Andrea Sannino, al terzo Alessio e al secondo Nata Parte Media Entoni. Al primo posto Ivan Granatino, Vieni a Pries a me. Se volete che il vostro artista preferito salga nei gradini più alti, non dovete fare altro che richiedere le vostre canzoni preferite. Caro Giacomo, allora, prima parlavi di Alessio, perché lui, e ci tengo a dirlo ai cittadini del mondo, ha inciso un disco prodotto da Alessio sì. arrangiato dal maestro Francesco Di Tullio, con tutti i testi di Alessio. Di Alessio, sì, è russo. È russo e tra l'altro c'è anche un duetto con Alessio, ecco perché dicevo lui va impazzì, ecco, per Alessio, è una roba ed è giusto che sia così. Senti, mo lo spot lo devi fare tu, allora adesso ti ripeto che cosa devi dire. L'applicazione, per scaricarla devono scrivere sul Play Store quando entrano RTC targato Napoli Jukebox. Questa applicazione ti permette di ascoltare la radio come tutte le applicazioni del mondo, ma anche di richiedere le canzoni, che è la prima volta che succede in Italia. Sei pronto? RTC targato Napoli Jukebox. Aspetta un attimo, ecco, bene, signori, siamo pronti? 3, 2, 1, questo è lo spot di Giacomo Gallo. Ed oggi su tutti gli smartphone Android c'è anche RTC targato Napoli Jukebox. Potete richiedere le vostre canzoni, ci saranno delle classifiche dei migliori artisti. Se volete far salire di classifica il vostro artista preferito, basta richiedere la canzone dell'artista che preferite. O la canzone che vi piace di più. Ma è andata bene. È andata bene? Ma io penso proprio sì. Meno male, bene, ti saluto. Io bisogna augurare molta fortuna alla giovane musica di Napoli, perché altrimenti si ci stanno sulle vecchie, capirete, con tutto il rispetto per gli artisti âgés, ma senza giovani non si va da nessuna parte. Ci salutiamo e guardiamo il videoclip del duetto con Alessio. La canzone si intitola Fallo morire. Fallo morire. Buonasera a tutti. Fatta buona. Ciao ciao.